anno in cui adesso devi decidere della tua vita ciclistica, un anno a chiamata in Cina con un coronavirus di mezzo. Esattamente, sembra quasi una barzelletta, ma abbiamo trovato a inizio gennaio contratto con questa squadra cinese. Il problema è che 10 giorni dopo che abbiamo firmato questo contratto cominciamo a sentire del coronavirus. Ho detto caspita, speriamo sia una cosa che riescono a praticamente contenere, perché altrimenti, sapendo che in Cina tutti quanti i collegamenti tra le diverse città ce ne sono giornalieriamente miliardi, proprio era facile che si praticamente propagasse. Il problema è che 15 giorni dopo ci hanno detto che la gara che dovevamo andare a fare avevano bloccato tutto. Infatti tuttora stiamo aspettando notizie, perché comunque sia abbiamo già avuto notizie che anche gli eventi maggiori tipo i campionati mondiali indoor di atletica sono stati praticamente bloccati. E quindi adesso vediamo, insomma, perché a parte il Tour of Hainan, febbraio, le altre gare cominciano a giugno, quindi se riescono ad isolare il virus, trovare questo praticamente vaccino, riescono poi, penso che nel giro di 2 mesi così riescono a sistemare tutto, diceva il general manager nostro, quindi... Però a questo punto potrebbe esserci il rischio che liberi tutti. Esattamente, infatti stiamo aspettando, perché a breve hanno detto che avranno praticamente notizie dall'alto, perché lì in Cina Xi Jinping decide tutto quanto lui. E quindi adesso vedremo, insomma, speriamo riescano a risolvere tutto, in primis per loro, perché una nazione che deve convivere con un virus simile non è una cosa semplice, e in secondo per noi, perché sarebbe una beffa trovare squadra e 2 mesi dopo essere senza squadra nuovamente.